La Fortitudo Moncada-Agrigento ipoteca la finale dei playoff. Agrigento sogna a occhi aperti la promozione in A1. Dopodomani al Pala Moncada i biancazzurri, i francociani avranno la possibilità di chiudere definitivamente i conti. Partenza sprint per il quintetto di Gianni che si porta avanti di 12 punti dopo appena 5 minuti. I due americani, ispirati anche dall'ottima regia di Alessandro Piazza, hanno messo a ferro e fuoco la difesa piemontese. Ramondino ha cercato di frenare la veemenza ospite ma con scarsa fortuna. Anzi, la Fortitudo ha avuto anche la possibilità di incrementare il vantaggio. Nel secondo quarto la squadra agrigentina ha mantenuto la marcia alta tramortendo la difesa di Casale che è sembrata sempre più in affanno. Gianni fa rifiatare anche qualcuno dei titolari concedendo spazio e gloria al debuttante Vai che è entrato subito nel match mettendo a segno anche due canestri importanti. Marshall, inguardabile, ha portato a picco tutta la sua squadra, tanto che Ramondino lo ha mandato in banca. Udom ha chiuso il secondo quarto con un canestro di forza. All'intervallo lungo la Fortitudo è andata a riposo con un più 15 rassicurante. Nel terzo quarto Casale ha cercato di ritornare in partita, Marshall finalmente è cresciuto e grazie all'ausilio di Blizzard e di Samuels la squadra di Ramondino si è rifatta sotto, tanto che i nerostellati sono andati anche a -8 dalla squadra siciliana. Il trend sembrava cambiato ma la Fortitudo si è concessa soltanto qualche minuto di pausa. Infatti Piazza ha risuonato la carica e lo hanno assecondato a turno un po' tutti i compagni. De Laurentiis ed Evangelisti in particolare hanno chiuso tutti i varchi facendo valere i loro centimetri sotto le planche. L'ultima fiammata di Casale si è conclusa con un canestro di Tomasino, ottima la sua partita in tutti i 40 minuti. Poi gli applausi dello sportivissimo pubblico di Casale. Il sogno promozione dei biancorossi si è affievolito, pensare di poter vincere le prossime 3 gare è impresa ardua, soprattutto quando dinanzi ti trovi una Fortitudo così arcigna e così sicura di sé.